video vi mostrerò come c'è il mio villaggio. Allora, non so, ecco. Ok, in questo video però non farò nessun attacco perché non ce la faccio. Voglio fare un po' di pubblicità con il mio clan. Io ho messo una lingua inglese per un motivo e il mio clan si chiama Urdenot. Comunque ve lo consiglio, siamo in pochi però siamo forti. Settimo sono. Beh, io ho ancora il Municipal 5, però ho 1.000.000 e 1. Però sono forte, diciamo. Secondo me sono forte. Scusate, ok. Ho i depositi che straripano, però vabbè. Registriamo. Magari dopo vi farò vedere un attacco. Ok. Non so come mai va così lento. Di solito non va così. Ok, ora si è velocizzato un po'. No, la pozione no. 25. Ormai so le mie truppe piene. Attacco con 105 barbari. Ve lo dico. E vabbè. Prossimo video, ma anzi dai, continuiamo un po'. Consiglio di recuperare il mio villaggio se volete. Sono salito un po' di trofei ora grazie a questo villaggio, perché è oggi che me lo sono fatto. Praticamente mi ha attaccato uno soltanto, cioè questo, e ho vinto. Guardate. Mi ha attaccato lui. Vedete che qua avevo soltanto la trappola a scatto. Però questo qua ha messo tutte le cose in un punto, quindi è stato scemo. Ragazzi, con quanti goblin? Tutti andati fuori. Come potete vedere fa poco cose. Lui ha preso un po' di elisir, di soldi, non ha preso niente. Ha preso 3.000, meno 9 e più 10. Comunque, cioè, diciamo che è abbastanza forte per adesso e speriamo che sia forte fino alla fine. Il mortaio ce l'ho ancora in dubbio, però potrei farlo proprio adesso al 3, però no. Dovrei fare le mura ora, però non ancora, perché allora io mi migliorerò il Municipal 6 quando avrò tutte le mura al 5 e le difese un po' più alte, diciamo, come gli arcieri devo avere o al 6 o al 7, i cannoni al 6 o al 7 e le altre cose vanno bene. E la mura, anche la difesa aerea, no, anzi anche gli estrattori e le miniere sono un po' indietro. Comunque consiglio di entrare nel mio clan. Ciao a tutti, alla prossima.